Qui Parlamento. Oggi è in collegamento con noi di Radio Libertà l'onorevole Claudio Borghi Aquilini. Senatore, grazie per essere qui con noi di nuovo, è sempre un onore e un privilegio averla come ospite. Troppo gentile. Allora, senatore, torniamo ad occuparci di dazi, anche perché poco fa il portavoce della Commissione dell'Unione Europea, Olaf Gill, ha affermato che saremo insomma a questo ultimo miglio di queste trattative, che questo ultimo miglio è sempre il più impegnativo, che si intende trovare un accordo vantaggioso per entrambe le sponde dell'Atlantico. Però, onorevole, come ripeteva anche lei, c'è una marea di gente cotta nel brodo UE che pensa che basti desiderare una cosa e questa accade. E, insomma, si sono dimenticati per un po' di tempo che c'è una superpotenza, quella americana, che è in deficit commerciale, che importava molto di più di quello che esportava e che insomma vuole mettere i dazi. E allora bisogna ponderare bene la nostra risposta. Sì, è proprio qui il punto. Mi sembra che troppi parlino di cose che non capiscono, che non conoscono. Il fatto che uno pensi che gli Stati Uniti mettono dazi perché così hanno voglia di farci un dispetto, significa semplicemente non aver capito nulla. Cioè, gli Stati Uniti mettono dazi perché avevano una posizione finanziaria nei confronti dell'estero che non era sostenibile per un motivo semplice, come hai detto tu, 2.000 miliardi di deficit commerciale. In buona sostanza gli Stati Uniti comprano prodotti degli altri più per 2.000 miliardi in più rispetto a quanto tutto il resto del mondo compri prodotti degli Stati Uniti. In condizioni normali questa cosa porterebbe a un crollo della moneta. Nel caso degli Stati Uniti, perché voi capite, no, che se diciamo, i residenti vendono ogni anno 2.000 miliardi della propria moneta per comprare moneta altrui del resto del mondo, no, con cui comprare questi prodotti, di solito il risultato è una forte svalutazione della moneta. La forte svalutazione fa costare molto di più i prodotti esteri e il risultato è che poi questo sbilancio si richiude da solo. La particolarità degli Stati Uniti, cioè di essere un paese con la valuta di riserva mondiale, è che invece la valuta non svaluta e quindi non svalutando in questa situazione deve trovare un'altra soluzione e quest'altra soluzione sono i dazi. Incidentalmente ricordo un po' tutti che meglio il dazio rispetto alla svalutazione della moneta, perché se dovesse succedere quello che normalmente succede, vale a dire che gli Stati Uniti, che il dollaro si deprezzi della metà, tanto per dire una cifra, significa semplicemente che per noi sarebbe un dazio del 50%, certo, perché i nostri prodotti costerebbero agli occhi dell'americano il doppio. Assolutamente, sì, sì, sì. Ma come vede questa trattativa? Perché appunto lei aveva scritto anche qualche giorno fa, io avevo provato un po' a spiegare tutta la questione dazi nel modo più chiaro e semplice possibile, però aveva anche scritto, forse non sono riuscito a convincere del tutto i miei alleati di governo. Con il MES c'ero riuscito, con i dazi no. Secondo lei forse il governo italiano comunque cercherà di evitare, no, di accodarsi troppo alle richieste della Germania e degli altri, ecco questo che bisogna... Io penso che il Presidente Meloni stia facendo il possibile. Quello che non sta facendo è diciamo quello a cui io non sono riuscito a convincere i miei alleati fino adesso, insomma, è a valutare la possibilità di trattare bilateralmente, quindi non uniti al resto dell'Unione Europea. Mi rendo conto che è una decisione molto difficile, quindi non sto certo dicendo che sarebbe una decisione a prendere per leggero, perché ovviamente ci metterebbe contro buona parte dei paesi dell'Europa. Ma dall'altra parte, insomma, i fatti sono che abbiamo iniziato a trattare che dazi erano al 10%, poi è arrivata la Ragnetta, erano il 20%, poi allora siamo andati a trattare davvero, no? Mandando la von der Leyen e mandando Šefčovič, no? Questi geni qua dell'Unione Europea, il risultato è che siamo a 30%. Cioè io ho paura che più trattano e poi sale come il livello del fiume prima della piena, ecco.
Sì, 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 ma infatti come vedi anche un po' la posizione per esempio anche di altri alleati come la Francia, perché per esempio giustamente la Verità oggi ha rititolato, cioè che Trump vuole aprire le porte a un'intesa sui dazi, però forse le bizze francesi ci costeranno care, insomma, perché Trump aveva ribadito no, noi siamo stati truffati dagli amici e c'è sempre la Francia che quasi chiede la rappresaglia, ecco, sono posizioni che non aiutano forse nelle trattative, ecco. No, affatto non aiutano e io sono veramente, quando io dicevo che noi potevamo trattare bilateralmente era perché ero sicuro di due cose. Uno, che la lingua che parla l'Unione Europea è una lingua che secondo me a Trump dà sui nervi. Dà sui nervi a me, quindi che sono molto più paziente di Trump, non so come dire, quindi mi immagino lui che ragiona direi in termini abbastanza crudi, ecco, mettiamola così. Due, che i nostri prodotti oggettivamente non sono per la maggior parte dei casi percepiti come pericolosi per il mercato americano. Non siamo le auto della Germania, insomma, per intendersi, no? E quindi mi veniva da pensare che una bella cena in un buon ristorante italiano a due Meloni Trump probabilmente si sarebbe conclusa con un accordo molto vantaggioso. Purtroppo non sono riuscito a convincere, come dice lei, i miei alleati ad andare in questa strada. Per adesso si sta seguendo diciamo così, il percorso normale, quindi vale a dire di far trattare l'Unione Europea, però come è stato evidenziato l'Unione Europea ha un problema enorme che è quello che abbiamo diciamo sempre detto, vale a dire che ci sono stati che hanno interessi diversi. Per noi la questione delle esportazioni negli Stati Uniti è molto importante, no? Perché esportiamo tanti nostri beni negli Stati Uniti. La Francia ne esporta molti di meno. Cioè la Francia non ha la Francia probabilmente, adesso non è che mi ricordo bene, ma credo che sia in pareggio o in leggero surplus addirittura, no? O in leggero deficit addirittura con gli Stati Uniti. Quindi la Francia non ha particolare interesse in questo momento a tutelare una sua situazione di import-export con gli Stati Uniti che la vede in leggero svantaggio, ecco. Assolutamente sì, ma poi lei anche rispondendo per esempio ad alcuni utenti aveva chiamato un suo post dei precedenti, di marzo addirittura, sì, in cui aveva scritto ma uno prova a fare una trattativa bilaterale, dico alla controparte, in questo caso dagli Stati Uniti, di non mettere dazi a me, che sono suo amico, gli spiego che i miei prodotti non sono in concorrenza con i suoi, ma posso pure comprare magari più merce sue, per esempio per la difesa. Se non funziona vabbè, si può passare ad un ulteriore punto che è quello di dire ok, allora se lui mette i dazi a me, io li metto per esempio a paesi come Cina, India, Turchia e così magari si può anche tornare a produrre in Italia e si è anche più forte in quei settori, ecco. Se invece quel passaggio di prima non funziona, vabbè, ma se dovesse funzionare già si è portato a casa qualcosa. Forse questo non hanno capito alleati di governo, partner europei, cioè soprattutto gli alleati di governo, ecco. È ovvio che io, insomma, un po' perché sono abituato a giocare a scacchi e quindi mi viene sempre da pensare cosa possono essere le mosse possibili, no, del futuro, perché non è che il mondo funziona come vogliamo noi, cioè nelle trattative noi proponiamo una cosa, ma magari gli altri non l'accettano, quindi devo essere abbastanza pronto, no, per vedere cosa succede, il famoso caso se ci dicono di no. E direi che dal mio punto di vista, come ho detto, le possibilità di far valere una nostra relazione speciale con gli Stati Uniti c'erano e ci sono, insomma, quindi io sono abbastanza convinto che in caso appunto di trattativa bilaterale riusciremo a spuntare insomma delle buone condizioni, così come ha fatto, tanto per dire, no? Perché una delle cose che si sente dire in giro è ma come facciamo a trattare noi da soli? È meglio trattare con l'unità dell'Unione Europea perché è un mercato più grande, perché è un mercato più forte. Ma questa roba qua è smentita dal fatto che, tanto per dirne una, che la Gran Bretagna, che non è parte dell'Unione Europea, perché come sappiamo fortunatamente per loro hanno fatto la Brexit, e loro
loro da tempo hanno chiuso un accordo molto più vantaggioso. Oltretutto forse i cari soggetti dell'Unione Europea non ci pensano, ma se si dovesse cristallizzare la situazione in cui la Gran Bretagna dazi al 10% e l'Unione Europea dovesse trovarsi dazi al 30%, guardate che le industrie che sono basate qua nel resto dell'Unione Europea rischiano di andare a mettersi in Gran Bretagna. Sì. Perché uno non le valuta queste cose, no? Ma uno dice va bene andare a produrre negli Stati Uniti, però risulta ancora più semplice andare a produrre in Gran Bretagna. Esatto, e a proposito di Brexit, ultimissima domanda, proprio il suo ultimo libro, 20 anni di sovranismo dall'euro a Trump, ripercorre anche quelle che sono state le conseguenze di alcune scelte, ripercorre ovviamente il momento della Brexit, ma soprattutto poi l'introduzione dell'euro e le tensioni economiche ne sono derivate. Oltretutto in 2 mesi, sempre nella top 3 di Amazon, per quella sua categoria, addirittura al secondo posto in assoluto fra i più venduti, e già insomma 14 presentazioni tenute, una anche ieri mi sembra proprio in Abruzzo a Villalago con l'onorevole Bagnai. Grazie. Sì, è un libro che non è il solito libro del politico, cioè è un libro che adesso non è che perché l'ho scritto io, però consiglio di leggerlo, e se non volete comprarlo, cosa che è assolutamente comprensibile, sto monitorando e sta cominciando ad arrivare nelle biblioteche, quindi si può anche leggerlo lì. Insomma, io ci tengo più che voi lo leggiate piuttosto che voi lo compriate, ecco, anche se il mio editore è meglio che non mi senta, perché ovviamente lui sarebbe più contento di vendere ancora più copie, però sì, sono tutti, diciamo, sono state delle tappe importanti che io ho cercato di raccontare, che troverete scritte nel libro insomma dai miei occhi, che le ho vissute in prima persona, con un po' di aneddoti interessanti e credo divertenti, insomma, da dietro le quinte, perché poi quello che vediamo come decisioni politiche in realtà hanno sempre dietro un vissuto di persone, no? Che alla fine c'è sempre stata una stanza, c'è sempre stato un posto dove una qualsiasi decisione si è sempre presa, no? E allora insomma in questo libro ne trovate un po' di queste stanze, di questi momenti, di queste decisioni, di queste situazioni che così come vengono raccontate e così come vengono vissuti i momenti in cui avviene quella cosa così bella che è la democrazia, no? Quando a un certo punto i cittadini, al di là delle decisioni che possono prendere i politici del momento, decidono di prendere loro in mano il loro destino e tramite una votazione. Sono veramente i momenti più belli per la democrazia e per la storia. Assolutamente sì, allora da leggerlo e poi speriamo per questa trattativa dei dazi che veramente possano essere vantaggiosi per l'Italia, e insomma obiettivo tariffe più basse per entrambe le parti, lo dice Merz, però insomma se lo dice Merz magari qualche riserva la manteniamo. Grazie. Ma l'obiettivo migliore deve essere tornare a produrre qui, a quel punto se ci sarà più lavoro qui, ci saranno anche più stipendi qui, compreremo più dei nostri stessi prodotti e non avremo neanche più bisogno di esportare così tanto. Esattamente, grazie ancora onorevole, grazie sempre per tutta la sua disponibilità e chiarezza, speriamo veramente. Grazie a voi. Grazie onorevole.